Lascia dire. Buonasera dall'Ali Cauli di Piana degli Albanesi per il ritorno di Coppa Italia degli ottavi di finale tra San Giorgio Piana e Casteltermini. Ricordiamo che l'andata era finita 2-0 a favore dei nostri con doppietta di Carioto, quindi adesso il San Giorgio Piana ha 2 risultati su 3, anche 3 su 3, però pensiamo ai 2. 3 su 3 perché se perdesse anche con un solo gol di scarto passeremo al turno successivo. Ricordiamo che in caso di parità si andrebbe ai supplementari, quindi in caso di 2-0 del Casteltermini si andrebbe anzi direttamente ai rigori, in caso invece di Casteltermini dovesse vincere con 2 gol di scarto e con più di 3 gol segnati andrebbe avanti il Casteltermini, però diciamo non dovremmo arrivare a questa attualità. Lasciamo il silenzio per il minuto di silenzio che c'è per le vittime in Toscana. Gli applausi che sentite sono per il minuto di silenzio che era stato disposto su tutti i campi per le vittime dell'alluvione in Toscana. Questi sono invece gli UCV, l'Ultras Curva West, che si fa sentire. Pubblico, diciamo, non delle grandissime occasioni oggi, forse la Coppa Italia non richiama tutto questo fascino, però è importante in promozione la Coppa Italia perché più vai avanti e più c'è la possibilità di salto di categoria. Vediamo Davide Carioto oggi capitano con la fascia al braccio, visto che comunque Fabio Gaglio lo gioca. Vado ad elencare la formazione del San Giorgio: Tarantino e Rubino a difendere, Cristian Belmonte che è il nostro portierino classe 2005, quindi Rubino e Tarantino centrali, Tricoli a destra, Fabrizio Montoro a sinistra, centrocampo a 3, qui perno centrale il play Cuccia, ai suoi lati Duro e Ciancimino, tridente offensivo di grandi firme Gallo, Jack Serio, Davide Carioto. Risponde Casteltermini con la distinta che non abbiamo, quindi diciamo vi accontenterete dei volti dei giocatori del Casteltermini. La terna arbitrale è pronta, vede se è tutto a posto, fischio d'inizio, al via la disputa. Prova subito ad andare avanti il Casteltermini con questo lancio lungo, ma attentissimo Fabrizio Montoro. E adesso i nostri la possono giocare. Ciancimino per Serio che ricomincia indietro per Fabrizio Montoro. I nostri adesso, attenzione, brutto passaggio di Fabrizio Montoro per Tarantino, il 9 avversario che si incunia in aria ma arriva duro a risolvere la situazione, a togliere le castagne dal fuoco. Era stato un'incomprensione tra Fabrizio Montoro e Ivan Tarantino. Intanto è cominciata anche a piovere qui al comunale dell'Ali Cauli. La pioggia forse aspettava il calcio d'inizio, è cominciato a piovere in concomitanza col fischio d'inizio. Dicevamo questa incomprensione tra Fabrizio Montoro e Ivan Tarantino che poteva costare carissimo. È arrivato duro sul 9 avversario a togliere via la palla, a dare calcio d'angolo agli ospiti. Gli ospiti allenati da mister Guida l'anno scorso a inizio stagione, proprio qua a San Giorgio Piana, poi esonerato per i deludentissimi risultati portati. Calcio d'angolo per il Casteltermini, chiama lo schema, il calcio del Casteltermini, palla sul primo palo dove arriva Davide Carioto che la spazza, la rincorre Jack Serio, vediamo se riesce a evitare la rimessa laterale, ci riesce. Duro di testa per Ciancimino, anche lui di testa per Gallo, Gallo la domestica, la appoggia per il play per Cuccia che adesso va su Tarantino direttamente al lancio lungo per Davide Carioto che la domestica di tacco, ritorna su Fabrizio Montoro, c'è questo dentro fuori del San Giorgio Piana, bravissimo Fabrizio Montoro qua a incunearsi dentro il campo e poi servire Ciancimino per Jack Serio, sbagliata la palla e può giocare del Casteltermini col difensore. Se ne rinvio preciso del difensore, dell'estremo difensore del Casteltermini, la può giocare adesso Melina del Casteltermini nella propria metà campo. Bravissimo Jack Serio ad anticipare l'avversario, adesso ad alimentare l'azione offensiva. Duro e Ciancimino stanno lottando dove siamo alla tre quarti. Jack Serio, grande fida di Jack Serio che se ne va al suo diretto avversario. Jack Serio guadagna il fondo, la mette in mezzo dove c'è Ciccio Gallo.
dove c'era Gallo, è arrivato Ciccio Gallo, il grandissimo Jack Serio a saltare il terzino, il diretto avversario, l'ha saltata, ha messo una palla in mezzo dove è arrivato prima di tutti a rimorchio Ciccio Gallo, ma la sua conclusione è finita alta sopra la traversa. Primo squillo però della banda di Mr. Knish. Ringraziamo sempre il nostro tecnico Giuseppe Zito. Dicevo, se avete bisogno di qualcosa, se vi si è rotta la lavatrice, se vi si è rotto il forno a casa, arriva lui e vi sistema tutto. Ciancimino recupera una bella palla sulla tre quarti. Fabrizio Montoro per il play, Cuccia che va di primo verso Jack Serio, una bella palla. Jack Serio si incuna in aria, bravo. Il terzino a fare guardia e mettere in calcio d'angolo, ma sarà calcio d'angolo per i nostri. La palla finisce nel parcheggio. E quindi serve la palla di ricambio, Mr. Knish controlla se gonfia. E sgonfia, quindi la cambiamo. Controlliamo la seconda, sì, la seconda è gonfia, va bene. Quindi sarà calcio d'angolo per i nostri. I bimbi incuranti dell'acqua giocano a calcio, va bene. Il bello della loro età. E allora Jack Serio dalla bandierina, ci sono in mezzo Tarantino, Rubino, Carioto, Ciccio Gallo e anche il Rubino. A rimorchio invece, al limite, Alessandro Cuccia e Ciancimino rimangono dietro, Fabrizio Montoro in marcatura sull'uomo e Tricoli in mezzo. Parte Jack Serio, la palla in mezzo, peccato, ci stava per arrivare Duro, ma ci arriva invece il difensore Agrigentino che spazza. Ricordiamo che la prossima domenica invece tornerà finalmente dopo 2 settimane di pausa il campionato e San Giorgio Piano ospita l'Alcamo qua in casa all'Alicauli, quindi domenica prossima altro appuntamento casalingo per i nostri. Fabrizio Montoro alla rimessa laterale, cerca Jack Serio che la fa sfilare per Davide Carioto. Davide Carioto, capitano, oggi va a battere addirittura la rimessa laterale. Infatti gli dicono che non è cosa sua, non deve battere lui la rimessa laterale, deve battere il terzino. Infatti arriva Fabrizio Montoro a battere la rimessa laterale. Davide Carioto, Tarantino prova ancora per Fabrizio Montoro che prova a saltarne 2, non ci riesce. Carioto adesso rincorre la palla per evitare la rimessa laterale, non ci riesce, sarà rimessa laterale nella loro metà campo per il Castel Termini. Tarantino qua, Cuccia recupera questa palla e subisce fallo, sarà fallo per i nostri sulla tre quarti. Attenzione, Tarantino scodella questa palla verso Duro che la perde lì dove non dovrebbe perderla perché favorisce la ripartenza ospite, ma arriva il Ciccio, arriva Cuccia, Tricoli si incespica ma recupera, l'arbitro fa giocare, attenzione, Ciancimino recupera questa palla, la può pulire, sceglie di incunearsi, la dà per Duro che viene prestato ma allarga subito per Jack Serio alza la testa, salta il primo, dalla corrente Montoro che si sovrappone, la può mettere in mezzo a Montoro di sinistro, il cross è buono, ci arriva però il difensore ospite a mettere in rimessa laterale, non ci è arrivato per poco Davide Carioto. Bella sovrapposizione di Fabrizio Montoro. Tricoli si incarica della rimessa laterale per Davide Carioto che gliela ripoggia per Tricoli per Gallo che ovviamente in posizione di fuorigioco, quindi sarà calcio di punizione. Prova a giocare il Castel Termini, bravo Gallo qui a recuperare questa palla e si guadagna addirittura la rimessa laterale, ma non è di questo avviso il guardaline e infatti sarà rimessa laterale per il Castel Termini. Attenzione, adesso fraseggia il Castel Termini nella tre quarti offensiva, bravissimo Fabrizio Montoro qui a evitare che la palla finisse in aria, addirittura evita anche il calcio d'angolo, sarà soltanto rimessa laterale per il Castel Termini in fase offensiva. Clima assolutamente invernale qua all'Alicauli, c'è già freddo qui a Piave degli Albanesi. Se ne palla in aria,
C'è una mischia in aria, vediamo chi la risolve Duro. Adesso può partire San Giorgio Piano in contropiede, Duro per Serio. Serio che la domestica benissimo. Punta il suo diretto avversario. Si ferma. La può mettere in mezzo, più grande così Jack Serio. Troppo lungo per Davide Cariotto che era l'unico in aria. Era stata bella la ripartenza del San Giorgio Piana con Duro che aveva risolto la mischia in aria, aveva provato il lancio per Jack Serio che aveva saltato bene il suo avversario, aveva messo in mezzo, non trovando però la testa di nessuno dei suoi compagni. La gioca subito vicino il Casteltermini. Prima vicino per poi lunga. Fabrizio Montoro pressato dal 22. La fa sfilare. Si guadagna. No, non la fa sfilare. Ed è costretto a concedere la rimessa laterale. Infatti si arrabbia mister Felice perché Fabrizio Montoro poteva farla sfilare sullo sfondo, invece all'ultimo momento l'ha presa e ha concesso la rimessa laterale. Ricordiamo Alberto Montoro invece ancora infortunato, ancora fuori. Punizione per i nostri, Tarantino cerca Cariotto. Cariotto di testa non ci arriva, ma la palla arriva a Ciancimino. Ciancimino che poi sbaglia, ma sbaglia anche il terzino ospite che lancia lunghissimo. Si incestica Rubino. C'è stata un'incertezza di Rubino su una palla lunghissima del numero 2 avversario. Aveva mancato il rilancio, la palla era sfilata. Per fortuna poi è arrivato Belmonte a far su la palla. Tarantino per Jack Serio. Intanto portate una giacca al telecronista perché stiamo morendo di freddo. Tricoli per Duro che subisce fallo. Sarà punizione per noi a metà campo. Tarantino verso Gallo. Gallo la tiene in campo e la può giocare. La gioca lì dietro con Tricoli. Tricoli alza la testa e la manda avanti, dove però trova soltanto maglie bianche del Casteltermini. Qua Fabrizio Montoro bravo a far sfilare questa palla, a farla sua. Adesso la può giocare, una palla pulita con Tarantino. C'è qualche problema forse per Fabrizio Montoro che si tocca il ginocchio. Rubino, bella palla per Duro che gioca, bravissimo a saltare l'uomo. Duro adesso punta all'area avversaria, palla per nessuno perché la perde al limite dell'area, lì dove non andrebbero perse, perché favorisce la ripartenza avversaria. Infatti il numero 22 subito in avanti verso il numero 10 avversario, vediamo se ci arriva, sulla palla ci arriva, fronteggia Tricoli che temporeggia, lo salta, ma bravissimo Tricoli a ritornare, a mettersi tra lui e l'area avversaria. Adesso ne parla per il 5 avversario al limite dell'area che però sbaglia tutto e può risolverla a Rubino. Ciancimino può dar via ripartenza del San Giorgio Piana. Duro per Ciancimino che alza la testa, può andare al lancio lungo per Serio, invece sbaglia e la diamo ancora agli avversari. Stiamo sbagliando qualche pallone sulla tre quarti avversaria che non dovremmo sbagliare perché ci serve sia per andare ad offendere sia per evitare le ripartenze. Tarantino alza la testa e vuole andare lungo, forse Tarantino sì, dove c'è Davide Cariotto che la rincorre pedinato. Palla per Jack Serio che salta il primo avversario, non salta il secondo. Fabrizio Montoro per Ciancimino alza la testa, potrebbe allargare dall'altro lato, perde un po' di tempo, per fortuna non perde la palla e la allarga verso Tricoli che alza la testa, adesso la mette in aria, scodellata di Tricoli in aria dove non c'è nessuno, la palla si spegne, morbida, senza pericoli tra le mani del portiere avversario. Brutto errore qui del 22 del Casteltermini che liscia la palla. Sarà rimessa laterale per noi. Fabrizio Montoro subito per Tarantino per Cuccia per Duro di nuovo per Tarantino. Adesso c'è il fraseggio dei nostri. Tarantino deve ripartire all'indietro dove c'è Rubino per Cuccia per Tricoli ricomincia per Rubino per Tarantino. Adesso Melina dei nostri. Tarantino verso Duro.
Duro, bravo ad addomesticare questa palla e a giocarla per il play. Cuccia alza la testa, Cuccia, c'è Fabrizio Montoro che era entrato ma sceglie di giocare sulla corrente Ciancimino che riparte su Tarantino. Non hanno fretta i nostri, del resto stiamo vincendo 2-0. Balla verticalizzazione di Cuccia per Serio che la prende, sì, la può mettere in mezzo, cross di Jack Serio dove c'è Duro, però non ci arriva e favoriamo ancora una volta la ripartenza del Casteltermini. Bravissimo Cuccia qua a fermare ogni velleità del Casteltermini per Duro. Carioto che salta in diretto avversario, la palla arriva di nuovo a Cuccia che la può pulire verso Tarantino alza la testa, c'è Ciancimino per Tarantino alza la testa, c'era Gallo che aveva fatto un bel movimento ad entrare ma sceglie ancora una volta Duro la stoppa, si ferma, aspetta Tricoli, palla per Gallo per Tricoli, bellissima con la sovrapposizione centrale del terzino. La palla sfila fuori, sarà rimessa laterale per noi. Siamo al minuto 14 di questo primo tempo. Tricoli per il play, Cuccia per Duro ancora per dietro per Rubino per Tarantino alza la testa, vuole il lancio lungo per Serio, poi ci ripensa e forse vuole andare dall'altro lato, non sa cosa fare, poi sceglie la soluzione più vicina che è Fabrizio Montoro ancora una volta per Tarantino che adesso è pressato, Tarantino deve per forza andare al lancio lungo per Carioto che si fa anticipare, Cuccia bravissimo a pulire questa palla dalla per Ciancimino che vede il taglio di Gallo, lo serve, Gallo in area di rigore, salta l'uomo, ci prova Murato, era stata bella la palla, la verticalizzazione di Ciancimino per Gallo, Fabrizio Montoro per Tarantino per Duro, la palla però è sbagliata e possiamo ancora una volta favorire la ripartenza del Casteltermini. La felpa da Vincenzo, Tarantino, attenzione il numero 2 per Serio, ci prova da lontanissimo, tiro senza nessuna pretesa perché si spegne sul fondo, era debole e impreciso. Lancio lungo, la può spizzicare Carioto ma ci arriva il difensore ospite Tarantino a fronteggiare il numero 9, furbo a farla sfilare, esperienza di Tarantino e si guadagna la rimessa dal fondo. Belmonte va a lungo, c'è la testa del numero 5 del Casteltermini ma c'è anche quella di Tarantino a rimettere fuori la palla, Duro per Carioto che la spezzica di testa bene per Jack Serio messo giù, arriva Ciancimino ad alimentare l'azione, bravo Ciancimino, punta l'uomo e lo salta bene Ciancimino, bravissimo Ciancimino, ma adesso c'è il ritorno del numero 2 Jack Serio, uomo Jack Serio gioca con la palla, grande Jack, ma bravo anche il numero 2, attento, forse con una manata colpisce Jack Serio, non l'ha fatta apposta, però sicuramente c'è stato un colpo al collo per Jack Serio, involontario del numero 2 avversario nel proteggere la palla. Mister Filippo Chinici chiede di attaccare le seconde palle. Serio si appoggia a Cuccia allarga per Tricoli deve ricominciare da Rubino va lancio lungo verso Carioto, non è proprio verso Carioto
impreciso questo lancio lungo. Adesso Tarantino la mette giù e ricomincia all'indietro, ma prende anche fallo. Tarantino per Rubino. Rubino va a lungo verso Tricoli, vediamo se arriva sulla palla, anticipato, sarà rimessa laterale. Tricoli verso Gallo. Bravissimo Ciancimino ad appoggiare verso Tricoli che manda un po' alla cieca in avanti, infatti ci arriva soltanto il difensore centrale del Castelterni che, anche se prestato da Carioto, riesce benissimo ad appoggiare verso il proprio portiere, che adesso va a lungo verso il numero 10 che la stoppa bene, verso il numero 8 del Castelterni che va a lungo verso il numero 9. Minuto 19, ancora 0-0, che vale però 2-0 per noi, visto che è il risultato dell'andata a Casteltermini è stato 2-0 per i rossoneri, doppietta di Davide Carioto. La partita che si gioca sui 180 minuti. Montoro verso Duro, adesso proviamo a distenderci, Duro va a lungo verso nessuno. La rimessa dal fondo per i nostri, Tarantino la lascia a Belmonte. Belmonte va a lungo, vediamo se trova la testa di Davide Carioto. No, stranamente oggi stanno prendendo tutti gli altri di testa, perché Davide solitamente le prende sempre tutte lui. Carioto lotta qua in mezzo a tre, può ripartire il Casteltermini, numero 7 a bravissimo Duro a servire subito Jack Serio. Jack Serio punta il diretto avversario, bravissimo Duro a sovrapporsi, la può mettere in mezzo, palla in mezzo di Duro, dove ci arriva il numero 4 a mettere il calcio d'angolo, ma è una buona occasione adesso per noi. È stata bella la sovrapposizione di Duro, bravissimo anche Jack Serio, intelligente a servirlo subito. Tanto si sentono come sempre i nostri tifosi, i nostri ultra. Si sente anche cross di Jack Serio in aria, non ci arriva nessuno dei rossoneri, ma arriva Cuccia ad alimentare l'azione da fuori, sbaglia però tutto e la mette in rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per i rossoneri. Bravissimo Rubino qua ad anticipare, a giocarla per il play, per Cuccia per Duro. Cuccia ancora una volta per Rubino che può alzare la testa ed allargare per Tarantino. Tarantino alza la testa ma deve ricominciare da Belmonte. Belmonte per Rubino, intanto c'è Mister Guida che chiama il pressing dalla panchina e ci riesce a recuperare palla. Il numero 10 adesso può puntare la nostra area, allarga verso il terzino sinistro che la mette in mezzo verso il numero 5 che la rimette ancora una volta in mezzo, ma ci arriva Tarantino a sbrogliare la situazione, a liberare la nostra area di rigore. Adesso Gallo in pressing, vediamo se recupera questa palla. Sì, la recupera, bravissimo Gallo qua a recuperare e ripartire. Ha un altro passo Gallo, ha un altro passo, salta l'uomo, viene messo giù e c'è il primo cartellino giallo. C'è il primo cartellino giallo del match
meritato perché Gallo l'aveva saltato di netto e se n'era andato. Il numero 3 avversario è stato ammonito e chiede anche spiegazioni all'arbitro, ma a nostro avviso è giallo giusto perché ha impedito una ripartenza di Gallo che ha un altro passo. Questo ragazzo ha un altro passo, purtroppo lo sfrutta poco, ma ha un altro passo. Niente direttamente più, lascia per battere la macchina di Vicenza. Ma non è per le macchine. Sulla palla Tricoli. Tricoli va a lungo in aria dove c'è il solo Carioto, ma predica nel deserto. Queste palle così lunghe forse servono poco. Servono poco questi palloni qua in aria perché c'è solo il Davide Carioto contro 4-5 avversari. Montoro a battere questa rimessa laterale, c'è movimento di Cesserio, movimento di Carioto, movimento di Ciancimino, palla per Carioto che la riappoggia verso Fabrizio Montoro che può saltare l'avversario, ma bravissimo il terzino qua a fare guardia e a guadagnarsi la rimessa dal fondo. Bravissimo il numero 2 ospite. Siamo al minuto 24, ancora 0-0. Bravissimi qui Casteltermini col lancio lungo a cercare il numero 10 in aria. Bravissimo Tricoli a far da guardia, però è ad allontanare questa palla. Nessuno però dei nostri ha attaccato la seconda palla. Lo chiedeva poco fa Mister Chirici di attaccare queste seconde palle, cioè i palloni rinviati dalla nostra difesa. Non c'è nessuno, c'è il Casteltermini che può quindi alimentare l'azione offensiva. Il numero 7, bravissimo Jack Serio qua ad andare a recuperare con la complicità di Cuccia. Ciancimino può fare ripartire l'azione, palla per Carioto, Ciancimino per Carioto, c'è il guardalinee che però alza la bandierina. Jack Serio non era in fuorigioco, comunque la palla era ormai sfilata fuori, quindi diciamo abbiamo poco da recriminare. Carioto sulla palla di Ciancimino, Carioto era in fuorigioco, infatti si era disinteressato del pallone, ha fluito, aveva attenzione, adesso riparte il Casteltermini. Bravissimo qua Duro a recuperare questa palla. Quanti palloni recupera Duro e quanti ne perde Ciancimino. Attenzione, può puntare l'aria il numero 10 avversario, allarga verso il terzino sinistro, il numero 3 che prova direttamente il tiro fuori, alto, nessun problema per Belmonte. Però primo squillo del Casteltermini. Tarantino per Rubino. Rubino che va lungo verso Davide Carioto ancora una volta, però questo lancio lungo favorisce soltanto la difesa ospite, il numero 7. Ciancimino recupera questa palla per Jack Serio, Jack Serio per Ciancimino, Ciancimino la può allargare verso Duro, Duro che alza la testa, guarda in avanti, c'è Ciccio Gallo, palla per Gallo, Gallo che può puntare il numero 3 avversario, si accenta, entra dentro il campo, ci prova! Gallo, era stata buona la sua idea entrare dentro il campo e provarci col suo sinistro, la palla però non provoca nessun problema agli ospiti perché finisce alta sopra la traversa, ma anche qui ci abbiamo provato. Palla lunga verso Fabrizio Montoro che la fa sfilare, si prende la rimessa laterale. Palla per Davide Carioto che può puntare, ma bravissimo qua il difensore ospite a prendergli, rubargli la palla e farli ripartire i suoi. Sta predicando solo nel deserto Davide Carioto e fosse lasciato troppo solo là davanti, però questi saranno fatti del mister Chirici, ci penserà lui a porre rimedio. Tanto vedo che si scalda Porcelli, anzi è pronto quasi ad entrare Porcelli, è quasi pronto per entrare Porcelli. Non so se c'è stato un problema per i nostri o se c'è qualche cambio tattico del mister, ma vedo Porcelli che si sta riscaldando anche senza tuta, quindi potrebbe essere vicino ad entrare Porcelli. Non vediamo però nessuno che abbia problemi in campo, può darsi che sia un cambio tattico di mister Chirici. Ricordiamo Porcelli un under, un play, quindi diciamo
Non vedo né Tricoli che possa avere problemi né Cuccia. Non so cosa sta pensando mister Chinnici. Ce lo dirà il tempo. Un timido sole fa capolino qui al Comunale Alicauli a dare una visita a questo 0-0. Il numero 2 scodella la palla in aria dove c'è il 9 che colpisce di testa, bellissimo questo colpo di testa, e qui è stato un vero rischio. Grande cross dalla tre quarti del numero 2 del Casteltermini, affrettato più in alto di tutti, il numero 9 ha colpito di testa e la palla ha sfilato di pochi centimetri dal palo, e qua abbiamo corso un rischio. Brivido sulla schiena di mister Chinnici e di tutta la società e di tutti i tifosi del San Giorgio Piano. Il Monte va a lungo verso Gallo. Adesso qua abbiamo corso un rischio. Attenzione, duro per Ciancimino che può andare lungo verso Jack Serio. È stato bravo a non farsi fregare il numero 2 avversario. Lancio lungo dove c'è Fabrizio Montoro a contendersi la palla col numero 22, alla meglio il numero 22 che riparte da dietro con il numero 7, bravissimi 22 e 7 a giocare questa palla. Il 22 allarga tutto per la corrente numero 3, Terzino la mette in mezzo di prima, c'è Tricoli, chiedono il fallo di mano in area di rigore. Il Casteltermini, da qui non gli sentiamo di dare giudizi, non so se ha colpito la coscia o la mano di Tricoli che era in aria, comunque l'arbitro era vicino, ha fatto correre, quindi nessun problema, però sono sintomi che stiamo rischiando qualcosa di troppo. Sono sintomi che stiamo rischiando qualcosa di troppo. Prima il colpo di testa del numero 9, adesso questa palla sbattuta sulla coscia dei Tricoli. Casteltermini prende coraggio, Fabrizio Montoro rilancia questa palla dove arriva Ciancimino. Siamo al minuto, alla mezz'ora precisa, al minuto 30 di questo primo tempo, di questa sfida di ritorno di Coppa Italia tra San Giorgio Piano e Casteltermini. Ricordiamo che siamo avanti di 2 sul punteggio totale, 680. Ma attacca il Casteltermini, numero 10 avversario, punta Tricoli, rientra, ricomincia dal numero 8 che può adesso cambiare il gioco, no, sceglie di giocare sempre a sinistra. Casteltermini che vuole offendere sulla sinistra, bravissimo qua il numero 10 a saltare Tricoli di netto. Arriva Gallo addirittura nel piegamento difensivo ad andare a recuperare palla, ci riesce e concede soltanto la rimessa laterale. Attenzione, attacca ancora il Casteltermini, numero 8 al limite, ci prova da fuori e anche qua un altro brivido, tiro a giro dal limite dell'aria del numero 8 del Casteltermini, la palla sfila sul fondo, non so di quanto, però da qui la prospettiva ha detto che era vicina alla porta, per fortuna però si è spenta fuori, quindi ancora 0-0. Ma adesso il Casteltermini alza il ritmo, attacca, ed è giusto comunque che attacchi perché stanno perdendo 2-0, quindi è giusto anche che debba sfuriare in attacco. Ancora Casteltermini, Cuccia prova a liberare, arriva Ciancimino, ma ancora una volta hanno la meglio i centrocampisti del Casteltermini, numero 6, bravissimo qua Rubino e subisce un brutto fallo verso Rubino. Il numero 6 è entrato scomposto su Rubino che era arrivato per primo sulla palla e serve l'intervento della panchina, serve l'intervento del dottore Giustore, il numero 1 dei medici in Sicilia, dei fisioterapisti della Sicilia e dintorni. Eccolo col suo passo felpato. Speriamo nulla di grave per il nostro Rubino. Fisioterapista numero 1. Se avete bisogno di qualcosa cercatelo. Dottore Giuseppe Giustore. Cercatelo su Facebook, su LinkedIn. Se avete bisogno di massaggi, qualsiasi cosa, Giuseppe Giustore. Ricordiamo anche che abbiamo sempre il nostro cameraman Peppensito, lui
per qualsiasi cosa, telefoni cellulari, computer, tablet, lavatrici, forni a microonde, può sistemare tutto, ragazzi, può sistemare tutto. Chiamatelo, cercatelo su Facebook, Giuseppe Zito è il mago di tutto ciò che funziona a corrente elettrica. Se siete scarichi vi mette la spina e vi attacca la luce e vi riprende. Fammi ridere, Giuseppe, dai. Belmonte lancia lungo verso Davide Carioto, che stavolta ci arriva Davide Carioto. Forse si lascia andare ad un calcio. Tutta l'esperienza di Davide Carioto qua a provare ad addomesticare questa palla. E serve qui anche l'intervento della panchina. Su questo dottore non possiamo dire niente, non abbiamo la recensione, non ci sono arrivate, Giuseppe, quindi vediamo se lo rimette in piedi. Ricordiamo oggi l'assenza nei nostri di Gabriele Giovenco, che era in diffida, è stato ammonito a Casteltermini, quindi ha saltato questa sfida di ritorno. Un'assenza pesante, perché sappiamo quanto dà Giovenco a questa squadra. Allora, passando questo turno, non so se ci sarà ancora per distanza o ci saranno sorteggi per stabilire la prossima avversaria, che sia del San Giorgio Piano che sia del Casteltermini. Numero 2 del Casteltermini, bravissimo qua, duro per Carioto, che gli appoggia duro ancora per Carioto, palla sbagliata, però Carioto ci può provare. Attenzione, Gallo prende questa palla, la gioca, Gallo la tiene, fa salire la squadra che però non è salita forse per come doveva. Gallo ancora in fase di ripiegamento, bravissimo qua Gallo oggi a non risparmiarsi, almeno in fase offensiva, questa palla, questo taglio di Ciancimino per nessuno. Carioto recupera palla al limite, punta il primo, punta il secondo, palla per Ciancimino che se la fa però rubare dal numero 4, ma la può ancora alimentare. Ciancimino la domestica, la palla per Gallo che salta l'uomo ma con un fallo, aveva sbracciato un po' troppo il nostro Gallo e sarà punizione per il Casteltermini. Intanto si fanno sentire i nostri ultra con la voce e con le braccia, i nostri ultra si fanno sentire. Numero 6 del Casteltermini alza la testa, può andare al lancio lungo precisissimo per il numero 10 che punta Tricoli, per il numero 22 scusate, che punta Tricoli, perché si sono invertiti gli esterni. Ecco, il numero 22 mette in aria. Dicevo, siamo stati ingannati perché hanno il mister Guida appena invertito i due esterni, quindi il numero 22 che poco fa attaccava alla destra è passato a sinistra, mentre il numero 10 che attaccava sulla sinistra è passato a destra. Ovviamente l'inversione. Intanto abbiamo visto che Porcelli si è fermato, non si sta riscaldando più, quindi vuol dire che non ci sarà questa sostituzione. Si è fermato Porcelli, non so, magari Mr. Chinici aveva avuto sentore di qualche problemino fisico per qualcuno dei suoi, ma si è formato Porcelli, quindi tutto a posto. Belmonte la gioca subito per Rubino alza la testa e va verso Duro, dove però arriva il numero 5 avversario che può adesso attaccare Tricoli. L'arbitro che sta fischiando poco, un arbitro all'inglese. Numero 22 punta Cuccia, lo salta e poi Cuccia ritorna, ma con un fallo, aveva recuperato palla, ma sarà punizione per il Casteltermini, dove siamo alla 3/4 della nostra metà campo. Serve ancora una volta l'intervento della panchina.
ricordiamo che siamo al minuto 37. Al minuto 37 di questa prima frazione, ancora 0-0, inchiodato sullo 0-0 il risultato di questa gara. Speriamo che ci raggiunga il nostro Giorgio Virca per questa ripresa, che ci sentiamo un po' soli con l'assenza di Giorgio Virca. Giorgio Virca, ti aspettiamo. Casa la punizione da posizione pericolosa per i Casteltermini, che la gioca per il numero 6. Numero 6 che ci prova da lontanissimo, la spizzica Carioto e sarà quindi calcio d'angolo. Aveva provato lo schema il Casteltermini, facendo giocare il numero 6, facendo calciare il numero 6 da lontano. Si è guadagnato un calcio d'angolo. Va bene così. Calcio d'angolo, battono le marcature, si strattonano tutti in aria. Tricoli sul numero 5 addirittura, sembra uno dei più pericolosi, lasciato all'under. Palla in mezzo, bravissimo Carioto qua sul primo palo a spezzicarla. Gallo la domestica in aria, dove è pericoloso, duro per Carioto, ci arriva ancora una volta il numero 8 in area avversaria. Bravissimo Gallo in ripiegamento, oggi si sta sacrificando parecchio, riesce a mettere una palla in aria il numero 8 avversario, dove ci arriva il numero 9 di testa e la mette direttamente in rimessa laterale. Era stata una palla scodellata in area di rigore. Fabrizio Montoro verso Carioto. Non stiamo aiutando il nostro bomber, gli stiamo mettendo diversi palloni sporchi. Attenzione il numero 22, adesso che può puntare Tricoli, cerca il numero 8, bravissimo. Al limite dell'area Cuccia a recuperare questa palla, ma non riusciamo a ripartire. Il Casteltermini ci sta in questo momento costringendo a giocare nella nostra metà campo. Il numero 4 allarga verso il numero 2, il terzino. Il numero 2 mette una palla in aria dove arriva nessuno, per fortuna la palla sfila fino a farci guadagnare una rimessa dal fondo. Dicevo, il Casteltermini ci sta costringendo in questa fase del match a giocare nella nostra metà campo. Per fortuna teniamo lo 0-0 e questa è una buona notizia. Bella palla di duro per Jack Serio che ci può arrivare, ci arriva infatti, cerca di tacco Carioto che però non c'era, non è in area di rigore, lo stiamo servendo poco e male a Davide. Se riparte subito il Casteltermini, Tarantina arriva su questa palla per Ciancimino, bravissimo con un sombrero, qua sta l'avversario ma perde palla, se l'è allungata troppo il numero 10, in comprensione del numero 10 2 arriva Ciancimino a guadagnarsi una rimessa laterale, bravissimo Ciancimino, qui ad approfittare di un'indecisione e di un'indecisione del numero 2 e del numero 10 avversario e a guadagnarsi la rimessa laterale. Fabrizio Montoro se ne impossessa e la gioca verso Duro che la stoppa e la gira per Ciancimino verso Carioto che la gira di prima benissimo per Gallo che l'appoggia per Serio e adesso dobbiamo spingere, bravissimo Serio a saltare il primo ma non il secondo, per fortuna arriva Cuccia ad alimentare ma la perde anche lui, il numero 8 del Casteltermini verso il numero 10, ancora una volta Cuccia a far da guardia. Cuccia fa da guardia lì a metà campo, riesce a recuperare bene questa palla e possiamo ripartire. Jack Serio per Alessandro Cuccia per Serio, forse il giocatore con più qualità della nostra squadra. Serio che sbaglia, l'ho chiamata, avevo chiamato la qualità di Jack Serio che però è indiscutibile. Il numero 8 avversario riparte verso il numero 9 in aria, tenta il tiro al giro di sinistro. Dicevo, è indiscutibile la qualità di Jack Serio, ogni tanto gli abbiamo chiamato un errore a Jack Serio che è un automa però non sbaglia mai, ha sbagliato questa palla, ci può stare. Il numero 9 avversario di sinistro aveva calciato a giro ma lontanissimo dalla porta difesa dal nostro Cristian Belmonte classe 2005. Raffaele Rubino
Alza questa palla verso Carioto, lo stiamo servendo male Carioto, lo stiamo servendo male. Ciancimino qua controlla la palla ma lo controlla con un braccio e sarà calcio di punizione per il Casteltermini. Ancora una volta nella nostra metà campo, ancora una volta spinge il Casteltermini. Siamo al minuto 43, mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Attenzione, parte il numero 6, vuole calciare direttamente in porta? Calcia direttamente in porta e fa bene perché la palla va altissima e non crea pericoli a Belmonte. Ci sta provando il Casteltermini a cercare di liberare il numero 6 al tiro, evidentemente è dotato di un gran tiro il numero 6 avversario. Rimessa dal fondo di Belmonte. Belmonte va direttamente lungo a cercare Duro, però di testa ci arrivano sempre loro, fisicamente li stiamo un po' soffrendo. Cuccia per Jack Serio ma ci arriva il terzino ospite. L'arbitro ha fermato il gioco, non so cosa è successo, c'era stata il guardalinea, ha chiamato qualcosa, ha chiamato... Sì, c'era evidentemente un fuorigioco di rientro del giocatore del Casteltermini. Non so cosa abbia segnalato il guardalinea. Forse c'era stato un errore nella battuta della rimessa dal fondo, proviamo ad ipotizzare quello che ha segnalato il Guardalini. Queste volte serve anche un po' di buonsenso, fa correre in questi frangenti, però va bene così, il Guardalini si è erso a protagonista e ha voluto far ribattere questa rimessa dal fondo, va bene, stavolta ci arriva Duro, ha fatto bene il Guardalini a farcela ripetere. Gallo cercava un taglio verso Serio, non è riuscito però perché ha fatto guardia bene il numero 6 del Casteltermini, che adesso cerca di giostrare la palla. Il numero 5 per il numero 2 che alza la testa e può correre verso la nostra area di rigore. Il numero 2 si appoggia al numero 9, scambio bellissimo tra il 2 e il 9. Vediamo che il 10 alimenta l'azione, ci prova da lontanissimo il 10 dal limite dell'aria. Il numero 10 del Casteltermini aveva provato questo tiro d'esterno che è girato male per Floro, bene per noi. Palla sul fondo, rimessa dal fondo ancora per Belmonte, speriamo che stavolta il Guardalini non segnali ancora. Ciancimino recupera questa palla in aria, la dà lunghissima, ci può arrivare Gallo, non ci può arrivare Gallo perché ci arriva il portiere del Casteltermini a farla sua, ad abbracciare la palla e a farla sua. Se il Casteltermini si sta facendo forse un po' preferire in questo primo tempo, però è giusto anche fare una partita attendista avendo vinto 2-0 fuori casa, è anche giusto fare una partita attendista ed è giusto che giocasse di più il Casteltermini. Rubino va lungo e adesso dovrebbe essere finito il primo tempo. Il numero 7 può alimentare questa azione, cerca il 10, la palla troppo lunga. Dicevo dovrebbe essere finito come tempi il primo tempo. Non abbiamo visto però se l'arbitro ha indicato qualche minuto di recupero. Dal fondo ancora una volta affidata a Belmonte, potrebbe essere uno degli ultimi palloni giocati. Di testa ci arrivano meglio il giocatore del Casteltermini. Rimessa laterale affidata alle mani di Fabrizio Montoro. Cerca Jack Serio per Fabrizio Montoro verso Belmonte. Lo sente ripartire dal portiere, bravissimo Belmonte qua a giocarla per Rubino, senza paura e noi nostri. Duro che si gira e cerca Ciancimino che si fa però anticipare. Non abbiamo visto, ripeto, non abbiamo visto il recupero che ha dato l'arbitro, dovrebbe però essere finito il primo tempo.
portiere ospite costretto al rilancio. Bravissimo Fabrizio Montoro qua a aspettare di testa e a mettere la rimessa laterale. Adesso ha fretta il Casteltermini di battere, ma neanche troppa, perché il numero 10 lascia il numero 2 alla corrente numero 2. Stanno perdendo tutto il tempo di questo mondo. Fabrizio Montoro svirgola all'indietro dove ci arriva però di testa Rubino. Attenzione qua, Ciancimino, vediamo se riesce a recuperare questa palla. Prova ad aiutarlo Cariotto, non ci riesce. Il numero 6 si mostra in avanti. Palla per il numero 2 che la può scodellare da tutt'altra parte dove c'è però Tricoli, la testa di Tricoli a rinviare. Questo tiro diventa quasi un cambio di gioco. Attenzione, palla per Cariotto dal lato sinistro dell'area di rigore. Cariotto prova a saltare il numero 6 che però fa buona guardia, ma ci guadagniamo un angolo ed è una buona occasione. Quanti minuti di recupero ha dato l'arbitro? Perché siamo già al 48 e mezzo, quindi avrà dato almeno 4 minuti di recupero. Non abbiamo visto la mano dell'arbitro andare su ad indicare il recupero, però almeno 4 perché siamo già al 48 e mezzo, quindi ne avrà dati almeno o 4 o 5. Jack Serio dalla bandierina la mette in mezzo, vediamo chi spunta il portiere ospite. E infatti erano 4 i minuti di recupero, dopo 4 minuti di recupero si va a riposo sullo 0-0, tutti a prenderci un tè caldo perché qua al Comunale fa freddo.
È arrivata una felpa per il telecronista, quindi possiamo ricominciare la telecronaca di questo secondo tempo. Giocano i nostri il primo pallone della ripresa. Davide Cariotto per Cuccia per Tricoli. Tricoli che parte dietro per Rubino. Penso che non ci sia stato ad occhio nessun cambio nelle due formazioni. Attenzione, partiamo però malissimo. 5 avversario. Che parata di Belmonte! Il secondo tempo purtroppo comincia come era finito il primo, col Casteltermini in avanti. C'era stata una palla recuperata nella tre quarti dal numero 5 del Casteltermini, che ha provato uno scucchiaiamento dalla tre quarti. È stato bravissimo Belmonte a volare, a mettere in angolo questa palla, ma grande occasione per il Casteltermini e grande parata di Cristian Belmonte. Subito, primo minuto e prima occasione. Attenzione, calcio d'angolo per il Casteltermini. Cariotto al vertice, spazza e la rimette però ancora in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo per il Casteltermini, vicinissimo al gol proprio nei primi secondi della ripresa. Intanto si scalda Sanion, si scalda Spina e si scalda Porcelli. Chiama lo schema, il giocatore del Casteltermini la mette in mezzo, spunta a Rubino, stavolta di testa, poi spazza Serio contro due, la stoppa Jack Serio, può puntare l'aria avversaria, salta il primo, salta anche il secondo, Jack Serio! Gol di Jack Serio! Il secondo minuto della ripresa, Jack Serio sulla ripartenza da calcio d'angolo come Polli. Giocatori avversari si sono fatti infilare in contropiede da Jack Serio, che ha saltato il primo, ha saltato il secondo, fortunato anche in fase di rimpallo, e poi ha gonfiato la rete. I nostri passano in vantaggio proprio quando meno ce l'aspettavamo, ma questa è la forza del San Giorgio, la forza della reazione. San Giorgio 1, Casteltermini 0, che si sommano i due gol dell'andata e siamo a 3-0 per i nostri. La sblocca sempre lui, Jack Serio. Proprio quando eravamo andati vicino ad andare sotto, Belmonte aveva sfoderato la grande parata sul calcio d'angolo successivo. Con una ripartenza si è fatto infilare malissimo il Casteltermini e i nostri sono in vantaggio. E adesso il Casteltermini per passare ne dovrebbe fare 3. 3 tutte in un tempo. È la forza del San Giorgio Piano. Con una ripartenza micidiale, con un contropiede micidiale, siamo in vantaggio. Bravissimo qui Tricoli, senza pensarci, la spazza. Attenzione, Tricoli di testa verso Cariotto. Se Casteltermini, vediamo se subirà il colpo o se ricomincerà a giocare per come stava facendo. Si scalda anche Fabio Gaglio e si sta scaldando anche con particolare veemenza. Se Casteltermini gioca, lancio lungo del numero 5 verso il 22, ma ci arriva prima di tutti Tricoli. C'è la palla ancora lì, il numero 5 che sta facendo una grande partita, sia lui sia il 6 stanno facendo una grande partita lì in mezzo, di testa le stanno prendendo praticamente tutte. Fabrizio Montoro di testa qua, bravissimo, palla per, attenzione, c'è stato un colpo però al volto per Fabrizio Montoro. Attenzione, ci prova il numero 10 del Casteltermini ancora una volta, vicinissima al gol, vicinissima, ancora una volta vicinissima al gol il Casteltermini. Si arrabbiano i nostri perché forse c'era l'uomo a terra, avevano chiesto al Casteltermini di mettere palla fuori, però ci può anche stare. C'è qualche screzio in campo, ma nulla di che, cose di campo. Forse i nostri si erano arrabbiati perché con l'uomo a terra il Casteltermini ha continuato a giocare, però va bene così. Conta che stiamo avanti di 1-0. Scaramucce da poco, si sta calmando la situazione. Cose di campo. Tanto inquadriamo la nostra curva con i loro bandieroni, la nostra curva West. Inimitabili. Non ce n'è come la nostra curva West.
Ancora gioco fermo qui alla Licauli, tanto c'è Spina che forse sta prendendo indicazioni, lo vediamo lì davanti al libro, eccolo là Spina con mister Leone a prendere indicazioni. Va Belmonte ancora con rilancio lungo nella zona dove le prende tutte il numero 5, ma la seconda palla ancora una volta ci arriva il numero 7 del Casteltermini, il numero 22 può alimentare l'azione qui sulla sinistra, la mette in mezzo bene, il numero 9 incredibilmente anziché andarci di testa ci è andato di schiena e i nostri hanno potuto liberare. Adesso Carioto attacca questa palla, l'attacca con forza, ci crede Davide Carioto addirittura sul portiere, bravissimi qui nel pressing i nostri. Jack Serio infatti la recupera, la può giocare all'indietro per Duro, bravissimi i nostri qui ad attaccare questa palla, ci hanno creduto, Ciancimino per Serio. E qui rilancia lunghissimo, Montone, direttamente tra le mani del portiere avversario. Buccia qui con un calcione involontario, assolutamente involontario, però fa male sul pezzo del numero 7. Tanto furioso mister Guida con qualcuno dei suoi. C'è una sostituzione del Casteltermini. C'è una sostituzione per il Casteltermini e c'è anche una punizione dalla tre quarti, la scodella in aria, il numero 4 la può spazzare Jack Serio. Palla in aria dove c'è Tricoli che la libera al limite ancora una volta Gallo, Duro senza velleità la butta in avanti dove Carioto può attaccare il numero 6 che però è attento e rilancia Ciancimino per Carioto, Carioto per Ciancimino, bello scambio tra i due e adesso bisogna attaccare l'area avversaria. Ciancimino la può mettere in mezzo, può fare la qualsiasi Ciancimino tranne quello che ha fatto, cioè perdere palla, ma va bene così. Bravo Cuccia qua a pulire questa palla con un sombrero. Serio, ancora una volta per Cuccia. Duettano i due. Cuccia. Occhio che calcio di Ciancimino che si è fermato proprio nel momento giusto. Allarga tutto. Il numero 2 per il 22 che ricomincia indietro dal difensore centrale. Il numero 6 che alza la testa, può andare al lancio lungo, sì, va al lancio lunghissimo verso il numero 10 che la addomestica bene. Fabrizio Montore su di lui, ruggisce, non riesce a recuperarla perché il numero 2 gli aveva dato manforte. Il numero 2 ancora una volta per il numero 10, il numero 10 gira per il numero 5 che può cambiare gioco ma trova soltanto i piedi di Duro. Jack Serio ancora una volta per il rilancio per Davide Carioto. Davide Carioto alza la testa e la gioca per Jack Serio, ma ha sbagliato questa palla di Davide Carioto che adesso si sbraccia e chiede scusa ai compagni. Palla, bravissimo Tarantino qua a chiudere un filtrante che era delizioso del Casteltermini. È arrivato Tarantino con una diagonale difensiva a recuperare questa palla. Adesso il Casteltermini sembra aver subito un attimo il colpo, ma è normale perché stava giocando bene, ha subito il gol. Ma mister Chinici si sarà fatto sentire negli spogliatoi perché San Giorgio è entrato in campo con tutt'altra grinta, con tutt'altra forza.
sta per fare un cambio mister Chinnici, esce Gallo ed entra Spina. L'avevamo visto lì che stava leggendo le indicazioni di mister Leone. Esce Gallo, dentro Spina. Cambio per mister Chinnici. Sul fronte offensivo Lori Spina, classe 2003. Esce Ciccio Gallo, classe 2002. Per Cariotto che la sfistica di testa, ma la sfistica direttamente in tribuna, direttamente da Curra West, che la ridà per giocare. Piena di stranieri, il Casteltermini. Jack serio qua. Esce male Rubino sul difensore. Palla per il numero 22 che fronteggia Belmonte. Ci può provare il numero 22 ancora una volta Belmonte. Sicurissimo Belmonte a respingere questa palla tu per tu. 22 era in posizione defilata ma era proprio davanti alla sua porta. Ha scelto la potenza. Ci sarà calcio d'angolo per i Casteltermini nostri. Dicevano che era stato un cross sbagliato, che non c'era stata alcuna deviazione, ma l'arbitro ha scelto di dare il calcio d'angolo. E sarà calcio d'angolo. Il Casteltermini pronto a battere questo calcio d'angolo. Sono ben 6 giocatori del Casteltermini in area di rigore. Si arriverà a fare il cross. La mettono in mezzo, attenzione, bravissimo qua Tarantino ad anticipare il numero 4, ma la palla ancora là. Duro, cerca di liberare l'aria, non ci riesce. Ci riesce Tarantino, ma all'indietro verso Ciancimino che mette in rimessa laterale, un po' di confusione in area di rigore. Poi ci ha pensato Ciancimino all'antica a mettere fuori. Il numero 2 salta Jack Serio, la può mettere in aria ma ci arriva ancora una volta Ciancimino, ancora una volta il numero 2 che entra in aria, però forse aveva toccato la palla con le mani e l'arbitro infatti si tocca il braccio e dà calcio di punizione ai nostri. Siamo al minuto 13 della ripresa. Duro, addomestica questa palla e la lancia per Rubino. Rubino lungo direttamente su Spina, il neoentrato che la spizzica bene di testa. Attenzione il numero 22 che può puntare Tricoli, che temporeggia e lo ferma in rimessa laterale. No, era rimessa laterale, assolutamente rimessa laterale. L'arbitro ha visto benissimo e può battere la rimessa laterale, bravissimo Spina qua. Ancora una volta Spina, bravissimo il ripiegamento offensivo, ma c'era un fuorigioco di rientro del giocatore ospite e sarà calcio di punizione per i nostri. E respiriamo, adesso vinciamo 3-0, possiamo respirare assolutamente. Dicevo, è stato bravo, ha impostato forse così mister Chinnici, fare una partita attendista e poi colpire al primo contropiede. Vista il risultato dell'andata era forse la maniera perfetta per giocare. Ha avuto ragione lui fino a questo momento. Siamo 3-0. Duro addomestica questa palla anche con la faccia, poi la lancia direttamente alla nostra curva che non gradisce questa palla che arriva, ma gliela ridà subito per giocare. Tanto chiediamo a Giorgio Virga di raggiungerci il prima possibile. Ci ha lasciato soli per questa telecronaca. Sta rimessa laterale per noi e Davide Cariotto predica calma. Tricoli va a lungo direttamente su Spina, addirittura c'è il cambio. C'è il cambio.
Attenzione, il numero 3 su Tricoli. Vediamo se ci arriva chi ci arriva per primo. Ci arriva Tricoli, vediamo se riesce ad evitare il calcio d'angolo. No, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Casteltermini, che comunque non ha smesso di provarci nonostante il passivo sia abbastanza pesante. Attenzione, calcio d'angolo, bravissimo Tarantino qua ad arrivare prima di tutto sulla palla, e Cuccia può ripartire, ancora una ripartenza sul calcio d'angolo, Cuccia per Spina, vediamo se ci arriva sulla palla, riesce, non so bene, non riesce però a saltare l'avversario, ancora una volta stavamo colpendo, forse il mister Guido deve lavorare sui calci d'angolo a favore perché subisce ripartenze abbastanza facilmente. Bravissimo qua Ciancimino. La gira vicino per il numero 4 Franco Algerino. Attenzione, palla lunga verso il numero 3. Numero 3 che punta Tricoli ma ritorna indietro verso il numero 8, uno dei migliori in campo, il numero 8 bravissimo a giocarla qua col numero 7, il bel duetto tra 8 e 7, bravissimo questo appello del 10 per il numero 2 che può puntare Fabrizio Montoro, vediamo se sceglie, lo salta, Fabrizio Montoro la mette in mezzo, Rubino contrastato, numero 15 contrastato da Rubino, bravissimo Rubino qua a deviarla in calcio d'angolo, è stato un grande intervento di Rubino qua in difesa. Ma sarà ancora una volta calcio d'angolo per il Casteltermini. Calcio d'angolo messo bene in mezzo dove arriva il 15. Che parata di Belmonte! Che parata di Belmonte! Questo è un miracolo di Belmonte. Ma ancora una volta ripartiamo sul calcio d'angolo. Incredibile! Incredibile, mister Guido si deve fare qualche domanda se ripartiamo così facile dal calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo era stato miracoloso Belmonte, sul colpo di testa del numero 15 del Casteltermini era volato a parare incredibilmente alla sua sinistra. Che portiere Cristian Belmonte! Che portiere Cristian Belmonte! Magari sarà incerto qualche volta in qualche uscita, ma ha fatto un miracolo. È volato alla sua sinistra a togliere praticamente dall'angolino basso quella palla e ci tiene ancora in vantaggio solo 1-0. Adesso c'era un cartellino giallo pronto, vediamo per chi sarà il cartellino giallo. Presumiamo per Cuccia che è a terra. E c'è il dottor Giustore ancora una volta, il numero 1 dei fisioterapisti di Palermo e dintorni. Giuseppe Giustore col suo passo felpato arriva tranquillo con tutta la sua esperienza, pronto a mettere le mani sulla caviglia di Alessandro Cuccia che è rimasto giù, ma essere rimasto giù non gli eviterà di prendersi il cartellino giallo. E quando siamo al minuto 19 di questo secondo tempo, siamo al 64esimo. Il cartellino giallo adesso si alza ed è per Alessandro Cuccia, ammonito Alessandro Cuccia, ma vogliamo ricordare che parata di Cristian Belmonte, che parata di Cristian Belmonte che ci tiene solo 1-0. Il dottore Giustore, il numero 1 di Palermo e dintorni, eccolo là con la sua valigetta rossa, sarà calcio di punizione del numero 4 che la mette in area di rigore, punta di sponda il numero 6, libera Tricoli, ma libera soltanto momentaneamente perché il numero 8, ecco, può rientrare Cuccia, il numero 6 la mette in aria dove c'è Tricoli, bravissimo ad appoggiarsi a Belmonte che la abbraccia, la fa su e vai giù. Ma che parata Cristian Belmonte!
insomma non si può dire niente a Casteltermini, che ci ha provato, ha giocato, ha avuto le sue occasioni. Casteltermini è alla fine ben messo in campo, ha avuto le sue occasioni da gol, è stato forse un po' sfortunato, è stato anche bravo il nostro portiere, però sta perdendo 3-0. Bravissimo Tricoli qua in anticipo ad alimentare l'azione offensiva, si sovrappone Spina, ma Tricoli va in mezzo verso Serio, che i due non si capiscono e la palla è leggermente indietro rispetto a dove doveva essere. Adesso riparte Casteltermini. Bravo Cuccia a recuperare palla, dalla per Jack Serio che adesso può puntare e dare palla a Davide Carioto, forse leggermente indietro Davide e forse in fuorigioco, perché va su la bandierina del terzo assistente dell'arbitro e riparte subito ancora una volta il Casteltermini, dove il 22 insidia Tricoli, che però è tranquillo a dispetto della sua età, tranquillissimo. Prende questa palla, la recupera, già gioca addirittura per Spina di prima, male questa palla centrale per Ciancimino. Il numero 8 alimenta l'azione offensiva, il numero 5 sembra Frank sì. Attenzione, palla in aria perché sì. Bravissimo Rubino, che insulta come se avesse fatto un gol e urla anche ai compagni di svegliarsi, perché il numero 5 si era incuneato in aria senza trovare barriere ed era stato bravo Rubino a liberare l'area di rigore. Ancora una volta calcio d'angolo per il Casteltermini, ancora una volta ringraziamo il nostro cameraman Peppe Zito. Calcio d'angolo per il Casteltermini che la mette in mezzo, Tricoli stavolta libera e può ripartire duro. Ripartiamo sempre sul calcio d'angolo. Spina, ma stavolta è bravo il numero 6 a fare guardia. Era il fuorigioco il numero 8 perché si disinteressa però della palla, il numero 22 può alimentare l'azione offensiva. Ancora una volta Tricoli, che bravo questo ragazzo. Un under, che non sembra un under. Chiama il cambio l'arbitro, sembra di essere una partita di giovanissimi, con queste rimesse laterali che chiamano il cambio. In promozione non si può vedere. Rimessa laterale affidata alle sapienti mani di Tricoli, che va bene lì, che si ferma e la fa lunga verso il giocatore del Casteltermini. Ancora una volta Rubino, che partita di Rubino, che partita di Rubino, che lancia lunga verso il Jack Serio. Tricoli, ancora una volta lui che si incarica di questa rimessa laterale. Ciancimino, deve stare attento Cuccia. Intanto sferza il vento qui alla Licauli sulla schiena degli spettatori. Attenzione, il Jack Serio in pressione sul portiere che rilancia male, infatti rilancia su Davide Carioto, fronteggiato dal numero 8. Qua forse c'era fallo, l'arbitro dice che si può continuare, Davide Carioto però rimane a terra e può ripartire ancora una volta il Casteltermini verso il numero 7, bravi a ruggire qua sia Spina sia Ciancimino, ma la palla sfila lo stesso in avanti verso il numero 22, gioco di gambe del numero 22, bene per il numero 7, brutta reazione del numero 22 su Cuccia, l'arbitro dovrebbe avere visto tutto. L'arbitro dovrebbe avere visto tutto, brutta reazione del numero 22 sul nostro Cuccia. Adesso c'è qualche scaramuccia di troppo. C'è qualche scaramuccia di troppo. E c'è lo cretino, segnalegna! Che cazzo fai lì? Cretino! Adesso sfila il tempo, il cronometro gioca a nostro favore. Siamo al minuto 25. Adesso Cuccia
monete. No, stai da burlato Martino. E adesso ci sono due cartellini gialli che l'arbitro divide, uno per parte, e il numero 5 e il numero 7, entrambi ammoniti. Rubino forse era diffidato, da qui la disperazione di Gabriele, che salterà la prossima gara di Coppa se dovessimo andare avanti. Però poco importa, c'è anche Fabio Gaglio fuori, quindi diciamo abbiamo 3 centrali difensivi affidabili. Ovviamente dispiace per Rubino, ma c'è Fabio Gaglio pronto a prendere il suo posto. Grande partita di Rubino, che forse qua non meritava il giallo, ha detto all'arbitro, era andato per dividere, forse aveva ragione, però nella mischia, nella confusione, l'arbitro ha scelto di ammonire lui. Uno per parte, va bene così, 1-1 anche per i cartellini gialli. Intanto salutiamo Giorgio Virga, che oggi ha deciso di abbandonarci incredibilmente. Giuseppe Sita è abbastanza arrabbiato, caro Giorgio. I cori anche per il nostro presidente Evis Roca, che ha dato la luce a questo San Giorgio Piana, l'ha portato lì dove nessuno mai l'aveva portato, in promozione. Il cronometro, dicevo, gioca a nostro favore. E allora sarà rimessa laterale per noi, affidata a Tricoli. Tricoli va a lungo dove c'è Spina, che però si fa diceva dal numero 3, era difficile arrivare a questa palla. Cuccia deve stare attento perché è già ammonito. Questa palla sfila dove c'è Duro, bravissimo ancora una volta Rubino a prendere questa palla. Ciacimino fa ripartire l'azione offensiva per i nostri, allarga verso Carioto, che adesso sta giocando molto largo a sinistra. Ha capito forse che centralmente gli arrivano pochi palloni, si li sta andando a prendere sulla fascia a sinistra. Fabrizio Montoro fa melina all'indietro verso Tarantino, che è pressato e gioca direttamente per Belmonte. Belmonte senza fronzoli la manda in avanti dove può arrivare Spina. No, ci arriva il 4 del Casteltermini. Bravissimo qua Ciacimino. Si parte all'indietro, Spina va in pressing sul numero 4. Attenzione, il portiere stava spiegando. Sì, c'era poi per destra. La rimessa laterale in zona offensiva per i rossoneri. Vediamo che si sta ancora riscaldando Fabio Gaglio, si sta riscaldando già dal primo tempo Porcelli, si sta riscaldando Sané Saniong. Adesso siamo quasi alla mezz'ora del secondo tempo. Può ripartire il Casteltermini col numero 5. Che bello, bella palla per il numero 15 che arriva in aria, ma ancora una volta Cristian Belmonte ci mette una pezza. Cristian Belmonte, classe 2005, che portiere, almeno tra i pali, fortissimo. Numero 15 gli si era presentato, servito dal 5, con un bel filtrante del 5, si era presentato a tu per tu con Cristian Belmonte, che adesso rimane a terra, però forse c'è qualche problemino per Belmonte. Si alza subito. Che parata ancora una volta di Cristian Belmonte, ci ha salvato diciamo almeno in 3 circostanze. E ancora una volta qui deve entrare il dottore Giustore per andare a vedere che si è fatto il nostro Cristian Belmonte. Cristian Belmonte che è rimasto giù alle mani al volto, speriamo che non si sia fatto niente di grave. In ogni caso arriva Dottor Giustore a sistemare tutto. Rimane giù Belmonte, però non si va a riscaldare Reda, quindi penso che non ci sia nessun problema. Ricordiamo, in panchina c'è l'unico giocatore di Piana, il secondo portiere, che è Zerkun Reda. Speriamo nulla di grave per il nostro Belmonte.
attenzione, rimane a terra Cristian Belmonte. Speriamo nulla di grave, però vedo che Torreta non si riscalda, quindi immagino il mister voglia recuperarlo in qualche modo. Si è alzato il nostro numero 1, il nostro portierino Cristian Belmonte. Cristian Belmonte, classe 2005. Bravo Belmonte, dai! Montoro batte l'animessa laterale. Pieno inverno al comunale Alicauli. Attenzione Jack Serio per Fabrizio Montoro, numero 15, è entrato, ha avuto ben 2 occasioni da gol, entrambe le volte murato dal nostro portiere Cristian Belmonte. Attenzione Davide Carioto, non riesce a spezzicarla, occhio, palla direttamente sul volto di Ciancimino, questa fa male, palla sul volto di Ciancimino e l'arbitro ferma. Siamo al minuto 32 di questo secondo tempo, mancano 13 minuti alla fine della match, più il recupero che penso sarà consistente, perché almeno 5 minuti di recupero ci saranno, perché si è perso parecchio tempo, 5 se non 6. Fabrizio Montoro qua in anticipo. Tarantino, adesso si è alzato anche un forte vento all'Alicauli. Carioto. Intanto nessun cambio ancora, il vento si è alzato forte ed è a nostro favore, perché spinge verso la porta avversaria. Fabrizio Montoro bravissimo, Cuccia verso Serio, la palla promulgativa perché il numero 2 è stato bravo a far guardia dal suo lato. Ciancimino qua a recuperare questa palla per Duro, per Carioto, la riappoggia per Duro che la perde male, meglio da recuperare la giocata per Serio. Stesso, non hanno nessuna fretta, c'è il Serio qua, andiamo rimessa laterale. E adesso sferza alto, torbido il vento della palla. Interrompere per troppo freddo la telecronaca. Tricoli, no, Fabrizio Montoro sulla sinistra, guardagli il fondo, bravissimo Fabrizio Montoro, ma tutto fermo, la palla era uscita. Era stata bella l'azione di Fabrizio Montoro che aveva superato 1, 2, 3, 4 avversari, poi si era presentato sul fondo per mettere una palla in mezzo, ma l'arbitro ha fermato tutto. Non era piaciuta l'azione di Fabrizio Montoro, che la palla era uscita. C'è Carioto qua, recupera una palla e la tiene. Bravo Davide qua, bene questa palla, giocata per Duro che si va però anticipare dal numero 5 avversario che alimenta subito l'azione offensiva per i Casteltermini. Il numero 10 avversario entra dentro il campo, perde palla, bravissimo Filippo a recuperarla, poi
poi Ciancimino guadagna un fallo, guadagna palla e guadagna fallo. E va bene così. E adesso stiamo per raggiungere i quarti di finale della Coppa Italia. 10 minuti soltanto ci dividono dal raggiungimento dei quarti di finale di Coppa Italia. Traguardo prestigioso alla prima partecipazione per il San Giorgio Piana. Puccia la allarga subito per Tricoli. Palla per Spina. Spina la mette in mezzo. Tiro cross che si spegne nella parte alta della rete difesa dal portiere ospite. Coppa Sicilia, Coppa Italia, vabbè, quarti di finale. Cuccia perde palla che la recupera, però Cuccia dà il via all'azione offensiva a Ciancimino, lancia lunghissimo verso Serio, ma è stato bravo il numero 2 ad anticipare il nostro Jack Serio. Fabrizio Montoro qua per Jack Serio che la protegge, la gioca per Carioto che però voleva forse una palla lunga, non si sono capiti i due. Duro alimenta per Ciancimino, bravissimo qua il numero 6, bravissimo il numero 6 del Casteltermini, non male questa squadretta, non male il Casteltermini, non male. Numero 10 gioca all'indietro per il numero 3 per Rubino che spazza senza nessuna velleità. Dicevo non male il Casteltermini, però il San Giorgio nei singoli, nella forza, nella solidità, tutt'altro spessore. Però bravo anche il Casteltermini, bisogna fare i complimenti anche al Casteltermini perché non ha demeritato in questa fredda giornata di Piana degli Albanesi. Azione duro in pressing sul numero 2 senza fallo, bravo a concedere una rimessa laterale nella zona difensiva. E adesso mancano soltanto 7 minuti alla fine del match e non vediamo l'ora tutti di andarci a mettere sul divano col plaid e con una cioccolata calda a goderci questo passaggio del turno. Ringraziamo tutti quanti ci stanno seguendo da Piana. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo anche da fuori Piana perché ci seguono tantissimo anche dall'estero, quindi salutiamo i nostri amici albanesi da tutte le parti del mondo, dalla Germania, ci seguono ovunque. Ci hanno seguito per i 3560. C'è Serio al limite dell'area per Porcelli che è appena entrato al posto di Ciancimino, quindi c'è stato un cambio per i nostri, è entrato Porcelli al posto di Ciancimino, è uscito anche Tricoli ed è entrato Fabio Gaglio per Tricoli. Fabio Gaglio che si è sistemato difensore centrale. Rubino in questi ultimi 5 minuti andrà a fare il terzino a destra. Bravo Puccia qua a recuperare questa palla. Tarantino in proiezione offensiva guadagna la punizione e deve essere anche un cartellino qua che però non c'è. Dicevo, 2 cambi per il San Giorgio Piana, fuori Tricoli e dentro Fabio Gaglio.
fuori Ciancimino, dentro Porcelli. Ovviamente i cambi sono al contrario perché under per under, quindi Porcelli per Tricoli e Gaglio per Ciancimino. Però come ruoli invece Fabio Gaglio prende il posto di Tricoli e Porcelli prende il posto di Ciancimino. Siamo al minuto numero 40, ci tiene a precisarlo il nostro cameraman Peppe Zito, che ringraziamo per la sua dedizione alla causa. Con chi avremo bisogno delle corde vocali nuove. Calcio di punizione per noi affidato al magico piedino di Jack Serio, che ci può provare dalla distanza, anzi ci vuole provare, ci prova Jack Serio, la palla non scende abbastanza, o meglio non scende. Quanto Jack avrebbe voluto? Quanto? Tutto la di Cauli avrebbe voluto che scendesse, O quasi tutto, perché c'è anche la fase del cassettello. mancano 5 minuti più il recupero, che sarà sostanzioso. E meno male perché non ce la facciamo più. Palla in aria del numero 15 che stavolta se lo mangia. C'era stato un cross in aria dalla parte destra. C'era stato un cross dalla destra del Casteltermini. Il numero 15 di testa aveva aspettato, ma stavolta incredibilmente a 2 passi dalla porta l'ha messa alta. Stavolta ci ha graziati lui, ci ha graziati il numero 15 in Casteltermini, che a dire il vero meritava almeno il pareggio. Per occasioni create, Rubino, virgola, dove non ci può arrivare Spina. È stato ambizioso provare lo stop là per il nostro lato Spina. C'è una sostituzione, vediamo chi esce. Esce Davide Carioto e dentro Sane Sanyong. esce Davide Carioto, Intanto si accendono anche i fari della Licaoli, giusto per dare un tocco in più in questa finale di partita. fascia che va nel braccio di Fabio Gaglio, il capitano ufficiale di questa squadra. Fabio Gaglio, Davide Carioto lascia il posto a Sane Sanyong, che ha riposato oggi per il campionato. Bravo Spina di testa qua. Cuccia e Porcelli non si capiscono. Come stiamo? Ancora una volta Rubino. Bravo Rubino, le prende tutte lui. Numero 5 rossonero. Qua Cuccia si appoggia male sul numero 15, l'arbitro non fischia. Qua Porcelli sul numero 5 che ci prova da lontanissimo il numero 7 a metterla in aria di rigore. Sventola Fabio Gaglio e la può rimettere il numero 3. Sì, il suo tiro però va alto, senza pretese il tiro del numero 3.
Belmonte, lancio lunghissimo verso Serio, duro sulla seconda palla. Palla per Jack Serio, adesso possiamo attaccare, ma c'è fallo qua secondo noi, l'arbitro non è dello stesso avviso. E poi ripartire in Casteltermini. Se Rubino fronteggia il numero 2 avversario con tutta l'esperienza possibile. Rubino bravissimo, Rubino da quelle parti non si passa. Ottimo qua Porcelli a recuperare questa palla. Non c'era arrivato però Serio. Dalle fasi di Rubino oggi non si passa. Intanto l'arbitro indica ben 6 minuti di recupero, se ho ben visto. 6 minuti di recupero indicati dall'arbitro. 6 minuti di recupero. Bravissimo qua Spina. E Porcelli tutti e due ad alimentare l'azione offensiva. Spina può girare su duro, invece c'è Casaneta Young che fa cascare. Non c'è nulla, non c'è nessun contatto. Casaneta in aria, ma non c'era nessun contatto. Bravo Fabrizio Montoro qua a fare. Tanto ricordiamo anche i risultati della Serie D odierna. L'Agraga sbatte 2-1 la San Caldaldese. Il Siracusa va a vincere in casa della Gioiese per 4-0. Pareggio interno del Trapani 1-1 con la Cireale, questo è il risultato inatteso. Il Licata parte 2-1 il Portici. Sant'Agata San Luca 4-2. Attenzione Rubino qua, però c'è l'azione offensiva del numero 15 che ci ha provato più volte, stavolta tira Rubino forse con una mano in area di rigore. Forse con una mano in area di rigore. Ma l'arbitro non ravvisa nessun fallo. Dicevo, Vibonese 13-0. Questi sono i risultati della Serie D di oggi. Andiamo a vedere invece Stati Eccellenza A, che però stanno ancora giocando. Sta uscendo il numero 10 Jack Serio e sta entrando Gabriel Manno. Il Casteltermini non è dispiaciuto oggi qui al Comune. Ma quanti cambi sta chiamando? Questa è una partita che non ha più nulla da dire. Mamma mia, il numero 17 ospite si era accentrato e ha fatto partire un sinistro bellissimo che però si è spento sul fondo. Ecco Gabriel Manno, uno dei reduci della promozione dell'anno scorso, che aveva vinto insieme alla squadra della Coppa Sicilia di categoria, guadagnandosi la promozione. Sono rimasti lui e Fabio Caglio della squadra dell'anno scorso che ha guadagnato il pass per la promozione. E adesso aspettiamo soltanto il fischio finale. Cuccia per duro, forse farà troppo lunga. Mancano ancora 2 minuti alla fine di questa contesa. 2 minuti e l'arbitro si esibirà nel suo triplice fischio. Ancora una volta dalle parti di Rubino non si passa. Bravo Rubino.
Attenzione, il numero 2 in proiezione offensiva al rimorchio. Stavolta che intervento di Fabio Gaglio. Che intervento di Fabio Gaglio a evitare il pareggio ai nostri. Grande intervento di Fabio Gaglio in spaccata, in aria, ad anticipare l'attaccante avversario che stava per tirare verso la porta. Da posizione direi molto pericolosa. E adesso attacca ancora il Casteltermini a sprong battuto. Qui Mura duro. Il numero 4 Sanyong, bravissimo di testa per Duro. Possiamo partire in contropiede. Siamo in 4 contro 2. Duro, Porcelli, sfida Sanyong. Duro per Sanyong. Contropiede sentito male dai nostri. Oh, ancora una volta Gabriele Rubino, che però adesso si sente tirare, attenzione. Si sente tirare Gabriele Rubino. Si sente tirare, speriamo nulla di grave. Speriamo che siano solo crampi. E ancora una volta l'intervento di Giuseppe Gestore con tutto il suo aplomb. E adesso manca soltanto il triplice fischio per decretare il nostro passaggio ai quarti della Coppa. Un passaggio voluto e meritato. Il nostro Doctor, eccolo là, a rimettere in piedi anche Rubino. E adesso arbitro, mandaci a casa che sentiamo freddo. Per favore arbitro. Danza Cuccia sulla palla ma la perde. Se la San ci può provare. Attenzione il numero 3. La mette in aria. Dove arriva ancora Belmonte. Ancora Belmonte a evitare il pareggio. Ancora una volta Belmonte è stato fondamentale a evitare a Casteltermini il pareggio. Fai un triplice fischio qui al Comunale Alicauli. Il Casteltermini gioca bene, ma il San Giorgio Piano è più solido, più forte e si guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Sicilia. Dall'Alicauli è tutto. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.